Le migliori 16 tra più fortunate, chi ha lottato di più, il campionato si ferma, non per loro che proveranno ad andare avanti il più lontano possibile. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità Geraci Camarat, l'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. Il Geraci è capolista nel girone B, ma dopo il primo turno si è dovuta affidare alla fortuna la squadra di Mirto, dato che è stato ripescato tra le 5 migliori perdenti, finì 5-5 in totale nel derby con la super giovane Castelbuono. La regola dei gol in trasferta è stata decisiva. Dall'altro lato il Camarat in lotta per le prime posizioni nel girone A, secondo posto in un gruppo di squadre che dalla prima alla nona posizione si tolgono 5 punti. La squadra di Fanara ha battuto il Gemini nel derby della montagna al primo turno in rimonta dopo aver perso l'andata ai 16esimi. 4 gol alla Gorgogna Delia sia all'andata che al ritorno, le due formazioni entrambe con il 3-5-2 Geraci con Demiere in porta, in difesa da destra verso sinistra Saidi, Gnassi e Chiazzesi, a centrocampo Albanese, Gonzales, Villar, Serio e Valor. In attacco la coppia formata da Marrone e D'Agostino a disposizione di Gaetano Mirto. Risponde appunto con lo stesso modulo il Camarat di Francesco Fanara, allenatore giocatore, che siede in panchina. Catanzaro in porta, in difesa Miceli, Salvatore Schifano e Pennino, a centrocampo Cancemi, Muni, Piraneo, Curaba e Panepinto. In attacco Vaccaro e Lopez, tutti comodi. Inizia Geraci Camarat. L'arbitro della partita è Alberto Militello di Palermo, assistito da Angelo Smiraglia e Gabriele Cascino, anche loro della sezione di Palermo. Geraci in maglia blu granata, mentre il Camarat in maglia bianco-azzurra, che recupera proprio in questo momento il pallone. Il pallone adesso viene spazzato in avanti nella zona di Ignasi, che liscia il rinvio. Allora recupera Ignacio Lopez, il passaggio per Vaccaro al limite. C'è il tocco decisivo a recuperare il possesso per quanto riguarda la squadra di Mirto. Avanza Gioacchino Serio in fascia, pressato da Cancemi, il cross in mezzo, respinto da Miceli, è ancora viva però per il Camarat. Il tocco da parte di Valor, che ancora in campionato deve scontare una giornata di squalifica. Aveva preso 4 turni inizialmente dopo l'espulsione in casa della Pro Falcone, turni di squalifica che sono stati ridotti a 3. In Coppa ovviamente può essere disponibile. Serio cerca il passaggio, il pallone arriva a Marrone, corre Valor un po' in ritardo, giustamente, perché non si aspettava quel tipo di traiettoria. Miceli a recuperare tutto, già diversa intensità in mezzo al campo con Geraci e Camarat che si contenderanno questa partita. Gira palla la formazione di Francesco Fanara, che allarga subito in faccia, il pallone è per Cancemi, c'è il tiro, la parata facile da parte di Demiere. Prima conclusione anche per quanto riguarda la squadra della provincia di Agrigento. Adesso il Geraci può ritornare a fare possesso palla. 5 novità per la formazione di Mirto rispetto all'ultimo match giocato in campionato. Prima seguiamo questa azione con Marrone, il bomber della squadra di casa, mette fuori subito Piraneo con la rimessa laterale. Geraci che l'ultimo match di campionato ha vinto 4-2 in casa della Castelluccese con 5 novità. Mirto si presenta oggi per esempio in difesa, c'è Chiazzese, c'è Saidi, che hanno riposato in quel match di Castel di Lucio. Chiazzese non era stato neanche convocato. A centrocampo il ritorno di Valor, dato che per adesso in campionato non può giocare. Dall'altro lato Albanese. In attacco c'è la novità con D'Agostino, che oggi prende il posto di Velardi. Lato Camarat invece c'è Catanzaro in porta, lui che in campionato ancora non ha disputato un minuto. Francesco Schifano è regolarmente in panchina. In difesa c'è Pennino, centrocampo Cancemi, anche Muni, lui che salterà la prossima di campionato per diffida. Punizione Geraci con Serio, pallone in mezzo, colpo di testa di Marrone che non c'entra lo specchio della porta. Anche il Geraci prova a farsi vedere dalle parti di Giuseppe Catanzaro, portiere classe 2000 del Camarat.
Si stanno giocando ovviamente anche gli altri ottavi di finale d'andata di questa Coppa Italia di promozione siciliana. Ieri ci fu la vittoria per 3-0 del Motta sul Priolo Gargallo. Alle 11 addirittura si è giocata Promende Messana con il 2-1 da parte della squadra di casa, mentre adesso ci sono altri match con il vantaggio del Partini Cadace sul Gemini. 1-0 si stanno giocando anche Atletico 1994 RSC Riposto, Super Giovane Castelbuono Gioiosa, Vittoria Vizzini. Queste qui gare iniziate alle ore 14:30, mentre alle 15 poco fa assieme a Geraci Camarat è partita anche la sfida tra Fulgatore e San Vitolo Capo. Adesso il Camarat resta in avanti con questa rimessa laterale. C'è Alessio Cancemi, esterno d'attacco classe 2003. Si cerca uno scambio con Ignacio Lopez, pallone che arriva a Ademiere. Ignacio Lopez che segnò 4 gol nella sfida d'andata contro la Gorgonia Delia. Avanza il Geraci, cerca il cross inizialmente da Agostino, poi Serio da fuori! Mamma mia! Chiudete tutto! Ha segnato ancora Serio! Spettacolare! Spettacolare! Nessuna parola in più! Assurdo, ancora una volta Gioacchino Serio si sblocca Geraci Camarat. Il gol del classe 93 e 1-0 Santissima Trinità. Il gol di Serio a sbloccare la partita, prova a rispondere il Camarat, c'è il fallo, c'è la munizione per Gnasi, fallo su Ignacio Lopez, punizione dal limite. Doppia cifra dunque per Serio tra campionato e Coppa. Il primo gol, tra l'altro nella Coppa Italia di promozione siciliana di quest'anno, ne aveva fatti 9 nel corso del girone B del campionato. Questa la sua prima marcatura all'interno di questa competizione, un gol dei suoi dalla distanza sotto l'incrocio. Adesso il Camarat ha la possibilità di rispondere con questo calcio di punizione alla battuta. C'è Salvatore Vaccaro che di calci di punizione se ne intende, per esempio ne ha realizzato uno molto bello in casa del Petrosino, finì 3-3 con il Camarat che quell'occasione pareggiò sempre con lo stesso Vaccaro al 95esimo su calcio di rigore. Adesso Vaccaro ha una nuova sfida e proverà a colpire, barriera a 4, c'è il tiro con la respinta dalla barriera, il tentativo di Vaccaro, non ha colpito il Geraci. Già tanto entusiasmo qui allo stadio di Geraci Siculo, siamo nel Parco delle Madonie in Sicilia con il gol di Serio arrivato al 6° minuto. Gnasi guarda in profondità, sempre dalle parti di Serio, il pallone arriva, grande aggancio, c'è il tocco di Miceli, si continua in bucata verso Marrone, il recupero di Salvatore Schifano. Avanza Chiazzese, tornato titolare oggi, chiude tutto immediatamente Gaetano Muni. Subito rapido il Geraci, come il resto delle proprie partite in casa, non subisce gol da un po'. Gonzales cerca di allargare tutto, il colpo di testa da parte di Saidi, oggi con la numero 9 ma in difesa, dato che Velardi oggi è assente, non figura neanche in panchina. Oltre a lui c'è Lo Cicero, bandiera del Geraci, mentre nel Camarat c'è un'assenza importante, quella di Scrudato, che
insieme a Pane Pinto, fece parte di quella rosa storica che raggiunse i playoff nazionali di eccellenza, parliamo di una decina di anni fa. Quel primo turno perso subito però contro il Real Isernia. Gonzales allarga da 6D, un po' pressato da Cosimo Pane Pinto. Ancora Chiazzese, si allarga Valor, poi corre in fascia, servito Pablo Valor, il pallone è troppo lungo però. Camarot che invece nello scorso turno di campionato ha pareggiato al 94esimo con Pane Pinto in casa dell'Alba Alcamo, un big match tra due squadre che sono ai piani alti della classifica. Gonzales ci prova anche lui dalla distanza, non viene centrato però lo specchio della porta. Lui argentino, così come Villar e Valor. L'argentino ce l'ha anche il Camarat, Ignacio Lopez. Lui che ha segnato 5 gol in Coppa, perché oltre a segnare all'andata contro la Gorgonia Delia realizzò anche un gol al ritorno, ma in campionato ancora nulla. Allarga tutto Muni, il colpo di testa da parte di Sedic, il fallo di mano di Ignacio Lopez, calcio di punizione per il Geraci. Sì. Pallone lunghissimo sempre verso Serio, solita giocata in duello con Cancemi, il fallo da parte del classe 2003, calcio di punizione per metterla facilmente dentro l'area. C'è una gara d'andata, c'è una gara anche di ritorno che si giocherà settimana prossima al Vito Di Marco di Cammarata, campionato di promozione che si è fermato per 2 settimane. In mezzo a queste 2 settimane le gare di andata e di ritorno di questi ottavi di Coppa. Serio, parte la battuta, passa, colpo di testa all'indietro, prova a smanacciare Catanzaro. C'è stato fallo in attacco sul portiere del Camarat. Quasi l'invenzione da parte di Gonzales con quel colpo di testa che stava per ingannare Giuseppe Catanzaro. Attacco da parte di Pane Pinto nella direzione di Curaba. Il pallone finisce proprio dentro la panchina del Camarat, gestita da Francesco Fanara, che nella sua Favara, questione di lettera, è un'icona perché lui ha giocato in eccellenza con la Pro Favara l'anno scorso all'Atletico Favara in prima categoria, anche lì il ruolo di allenatore e giocatore. Lui che è un mediano, centrocampista, il campionato ha giocato le prime partite, adesso è da un po' che gestisce la sua squadra dalla panchina senza subentrare, a differenza di ciò che ha fatto per esempio Salvatore Marantano con la super giovane Castelbuono. Intanto Vaccaro subisce un fallo abbastanza duro in mezzo a 2 avversari. Va Piraneo dall'altro lato, il colpo di testa di Seidi, praticamente fuori il perimetro di gioco. Il pallone è andato in un giardino adiacente al campo del Santissima Trinità. Cross in mezzo al secondo palo, si cerca la testa di Vaccaro, c'è l'anticipo di Valor, altro cross in mezzo, stavolta da parte di Cancemi. Niente da fare, adesso Miceli a raggiungere questo pallone, c'è l'attacco di Marrone, si ritorna dietro da Catanzaro. Si cerca sempre Salvatore Vaccaro, attaccante del Camarat, in fuorigioco. Si va con la battuta della punizione. Tanto vedete
dall'altra parte del campo le nuove panchine della Santissima Trinità. Letteralmente nelle scorse settimane sono state messe delle file di sedie. Serio in mezzo, leva via Salvatore Schifano. Praticamente a rappresentare le panchine qui allo stadio c'erano una fila per area tecnica di sedie bianche che solitamente si usano in campagna. Da questo match si ritorna, diciamo, in contesti più normali. Mancava soltanto questo dettaglio per alzare il livello di un impianto sportivo rifatto in estate, veramente veramente bello. La prende Munì, il pallone arriva dall'altra parte, Vaccaro calcia, c'è una deviazione, la presa di Demiere, il tocco di Valor che alla fine non ha messo tanta difficoltà al portiere del Geraci, che tra l'altro lui è un ex della partita, giocò con la maglia del Camerat un po' di stagioni fa in eccellenza, quando il Camerat giocava nel campionato di eccellenza. Parliamo della stagione 17-18, l'ultima tra l'altro degli agrigentini nella massima competizione regionale. La stagione è finita con la retrocessione dopo i play-out con il Mussomeli. Cross in mezzo, le va via subito Franco Villar. Demiere che in quell'annata collezionò 29 presenze, fece dunque il titolare soltanto quell'annata a Camarata. Gonzales verso Serio, l'aggancio non è dei più facili, si va da Valor, pallone in avanti, la presa di Catanzaro. Il pallone gestito da Piraneo, si va dietro da Pennino, largo tutto, Valor di testa contro Vaccaro, la prende un'altra volta, il fallo laterale. Cancemi, Vaccaro, Munì, di nuovo per Vaccaro, limite, il tocco da parte di Piaccese. E poi Serio, avanti palla al piede, la finta contro Piraneo. Serio gira tutto sui soliti palloni a cambiare gioco. Nel recupero però c'è da parte di Pietro Curaba, va verso il centro, Gonzales non lo ferma, pallone che arriva alla fine a Franco Villar. Gonzales, sono un po' del movimento di Marrone, riceve in mezzo a due, c'è Salvatore Schifano in pressione, pallone dietro, lo scambio con D'Agostino, ancora Marrone, c'è il tiro, passo debole di Mirko Marrone, la parata di Catanzaro. Marrone che è il bomber del Geraci in questo inizio di stagione. Super recupero intanto qui da parte di Villar, ancora Marrone, Gonzales, Franco Villar. Si continua per il vantaggio, Gonzales, passaggio sbagliato, adesso viene concesso il calcio di punizione quando il Camerat aveva riconquistato il possesso del pallone. Infatti la squadra di Fanara va a parlare con l'arbitro, vantaggio che non si era consumato del tutto. E dunque altro calcio di punizione, anche se siamo lontani dalla porta. Serio da lì può fare veramente male, lo ha dimostrato per esempio nella gara contro il Villarosa, 2 calci di punizione in rete a distanza di 3 minuti. Parte Serio, eccolo il tiro verso la porta, ancora Catanzaro. Indicazioni, le prime di Francesco Fanara dalla panchina del Camerat per i suoi, fermato irregolarmente Daniele Pennino. Si procederà con questo calcio di punizione.
C'è sempre Pennino in zona, va a ricevere Muni. Ancora Pennino dietro per Salvatore Schifano. L'anno scorso al Gemini, la stagione terminata con la vittoria ai playoff nel casa del San Fratello che poi fu ripescato. San Fratello che fu l'ultimo avversario in casa del Geraci, partita vinta per 3-0. Anche in quell'occasione segnò Serio. Vaccaro è un tocco alla fine efficace per far arrivare il pallone nella zona di Cancemi. Si torna dietro nel lancio lunghissimo da parte di Salvatore Miceli per Mirko De Miere. Moduli speculari 3-5-2 da entrambe le parti, con Marrone e D'Agostino contro Lopez e Vaccaro. Valor di testa, Serio, tanto Valor sale, Serio allarga, non la va a prendere Curaba, cerca poi il cross albanese. È molto difficile da controllare quel tipo di pallone che arriva con quella velocità. E poi a ridosso della linea del fallo laterale. 20esimo, sempre 1-0, sta decidendo il gol di Serio. Vaccaro, c'è Valor in pressione, mette il pallone fuori, la classe 2003 argentino. Il tocco da parte di Ignacio Lopez, il pallone adesso è di Serio. Villar, Gonzales, intanto arriva Lopez a disturbare la mediana del Geraci. 6D, faccio in profondità, è stato commesso però fallo da parte di Cosimo Panepinto. Un'icona a Cammarata, che in questa rosa da tantissimo tempo, la terza stagione di fila con questa maglia, alla 10ª stagione complessiva. 3 parentesi in mezzo alle prime 2, il trasferimento giustificato perché si trattava delle Trapani quando giocava in eccellenza, poi il ritorno a Camarata e di gol ne fa ancora. Gonzales scivola, Piraneo, il recupero del Camarat comunque c'è. Vaccaro cambia tutto, c'è il liscio da parte di Saidi, corre Panepinto, De Miere però lo lascia andare fuori. Nonostante l'età, parliamo di un classe 83, Panepinto dà sempre tutto per questa maglia. Infatti lo si è visto anche da quello scatto nel tentativo di recuperare quel pallone che poteva essere tanto prezioso per la squadra di Fanara. Il recupero di Vaccaro, prova a salire Lopez, ma tutto Gnassi. Allora Serio, davanti a lui Miceli, sale Gnassi, il passaggio non riesce totalmente per D'Agostino. È tutto regolare ancora D'Agostino, limite, corre Gnassi, area di rigore, cade giù, tutto regolare con Baccarini Gnassi che ha provato a conquistare il tiro dagli 11 metri. Lui che praticamente arrivò in estate assieme a Gaetano Mirto, l'allenatore del Geraci, e portò Mirto stesso dalla Leonfortese. Vaccaro, pallone allargato per Cancemi, il passaggio è di fatto per Franco Villar. Il Camarat però è presente, il problema è che non arrivano tiri concreti verso la porta. D'Agostino, c'è Serio, il pallone arriva in qualche modo, supera Miceli, ancora Serio, cerca il passaggio, finisce per cadere. D'Agostino, viene chiesto il tiro, c'è il fallo da parte di Piraneo, calcio di punizione, e qui il Geraci sogna perché andrà a battere come al solito Serio.
rimasto giù, però Muni è alzato in questo momento da Cancemi. La battuta Serio, giocatore che con questa categoria non c'entra nulla. Infatti l'anno scorso giocò alla Parmaval in eccellenza. Quest'anno il ritorno al Geraci. Barriera a 5 per Catanzaro. Intanto viene richiamato Lopez. Serio! Che dire, un altro gol di Gioacchino Serio, un altro gol su calcio di punizione. Chiama la sua gente, Gioacchino Serio non ne sbaglia uno, è già 2-0 alla Santissima Trinità. Partita che cerca di mettersi su un unico binario, chiede di indietreggiare Mirto ai suoi. Pallone in fascia, Gnassi, un tentativo di Curaba, albanese, non la tocca. Prima della linea della rimessa laterale. Cross in mezzo a cercare Vaccano, il liscio di Chiazzese, De Miere. Brividi per il Geraci in difesa. Prima Saidi, poco fa Chiazzese. Niassi ci pensa lui a spazzare, pallone di D'Agostino. C'è l'intervento su lui, cartellino giallo. Estratto dall'arbitro per Pennino. Sedi alla battuta di questo calcio di punizione, si cerca Marrone. Gonzales Serio prova ad alzarlo, ma arriva Pennino. Pallone che finisce fuori dal campo. Saidi stavolta dietro la panchina del Geraci. Occhio perché quel pallone era stato ributtato, ma in campo, quindi 2 palloni in campo. Infatti l'arbitro ha interrotto subito tutto. Lo spazio è minimo dalla fine della panchina alla linea del fallo laterale. Il cross provato da Curaba, ancora Saidi a respingere. Sale soprattutto da quelle parti il Camarat, battuta sbagliata però della rimessa laterale. D'Agostino, colpo dietro da parte di Muni. Camarat che di conseguenza si prende un'altra rimessa. Curaba, Albanese in pressione, cross in mezzo De Miere. È stato commesso però fallo su Curaba, ammonito anche Albanese.
Cartellino giallo anche lato Geraci, calcio di punizione, siamo quasi vicini alla bandierina del calcio d'angolo. C'è la battuta affidata a Pane Pinto. Ecco la proposta, colpo di testa provato da Salvatore Schifano, Curaba da fuori, non esce di molto, ha tentato il colpo sotto la traversa Pietro Curaba, uno dei più esperti di questo gruppo, classe 97, la seconda stagione consecutiva con questa maglia, è arrivato lui a dicembre 2021 dal Raffadali, comune in cui è cresciuto sia in eccellenza che in promozione. L'anno scorso 11 presenze e 2 gol con il Camarat. Pennino pressato da D'Agostino, che ancora titolare in campionato non lo è stato. Lopez dietro per Pane Pinto che cambia tutto dalle parti di Cancemi, scivola però un tentativo di gestione, recupero di Serio su Vaccaro, rimane a terra, Cancemi si continua a giocare, allora sale Villar, sale anche Serio a sinistra, passaggio troppo però per Miceli, ancora Miceli nel lancio lungo a cercare la corsa di Ignacio Lopez, fallo laterale per il Camarat, batte Cancemi, poi il passaggio per Lopez, dietro scivola di fatto Gaetano Muni e Serio giù dopo l'intervento di Piranio, si continua per il vantaggio, la prende Miceli, occhio a Marrone che è sempre lì, Salvatore Schifano si rifugia verso i compagni di reparto, il gioco però si ferma per dare un occhio alle condizioni di Gioacchino Serio, assistito da Ignacio Lopez, tutto ok per il fantasista del Geraci. E pallone riconsegnato dallo stesso Serio per il Camarat. Pennino alza lo sguardo, lancio profondo verso Lopez che un po' si scusa con il movimento che ha effettuato all'interno dell'area di rigore. Chiaccese un po' incerto in quest'ultima fase perché prima c'è stato il liscio, poi questo lancio di fatto a regalare la rimessa alle Camarat. Geraci comunque non ha tanti problemi alla fine dei conti nel riconquistare il pallone. Sì, c'è l'arrivo di Pane Pinto, De Miere, l'attacco di Vaccaro, spallatona di D'Agostino, Gonzales sale 6D prestato da Pane Pinto, non arriva ad Agostino, Albanese, corro o non corro, questo è il dubbio suo, poi Pennino la lascia andare fuori, arbitro che però ha fischiato il calcio di punizione, infatti Pennino cerca di chiarire la situazione. Punizione dunque per il Geraci. Qualche dubbio ancora rimane per Pennino.
La battuta Serio. Tanto movimento in mezzo, parte Serio, era caduto Albanese, Curaba, nessun aggancio, recupera Serio, l'arrivo da dietro di Panepinto, Serio allarga, D'Agostino, vinta il cross, c'è il recupero, molto buono ed efficace da parte di Panepinto, lancio lungo, un po' nella posizione di fuorigioco, Ignacio Lopez, pallone girato d'esterno da parte di Ignasi, sale Marrone contro Viciani, pallone esce o non è uscito, per l'arbitro no, si lamentano i sostenitori delle Camarat. Arriva però il recupero da parte di Piraneo, Panepinto gira tutto nel cercare Vaccaro, la scivolata di Valor a fermare la corsa delle Camarat. Battuta la rimessa, colpo di testa a mettere fuori di Villar. Cancemi, ancora un colpo di testa, poi Munino la prende Serio verso Marrone, lo anticipa Miceli, Gonzales verso D'Agostino, spera, sguardo su dopo il mancato aggancio, Vaccaro, Muni dall'altro lato a trovare i compagni a centrocampo, il lancio a cambiare tutto di Curaba, si spegne sul fondo. Intanto c'è il raddoppio del Partinico Audace contro il Gemini, 2-0 al San Salvatore di Partinico. Unico risultato che si è sbloccato delle gare che si stanno giocando in contemporanea, oltre ovviamente a quello di Geraci Camarat. Chiaccese, Gnassi, la pressione di Panepinto, supera Gnassi, si va da Villar, Valor scambia con Serio, Valor, il gioco del Geraci, sale Valor, arriva D'Agostino, ferma tutto Pennino. Tiki-taka del Geraci. Valor, Serio, finta il cross contro Muni, Serio allarga, c'è però Curaba a mandare via, Panepinto contro 6 di Gnassi, Villar, Gonzales, allarga tutto verso Marrone, deve fare i conti con Pennino che protegge, lascia andare fuori per il rinvio di Catanzaro, meno di 10 alla fine del primo tempo. Geraci avanti, doppietta di Serio, i suoi primi 2 gol in questa Coppa di Promozione Siciliana. Gonzales, cerchio di centrocampo, arriva da dietro Panepinto come al solito, lancio lungo D'Agostino, area di rigore, c'è il rimbalzo e Catanzaro la prende benissimo. Il tentativo di Giacomo D'Agostino, che segnò il primo gol in stagione in casa dell'Aspra. Sfruttato sempre da subentrato. Pennino, l'alza morbida, non ci crede abbastanza Curaba, protegge Saidi, conquista il possesso. Lancio lungo, colpo di testa di D'Agostino, non arriva totalmente a Marrone, poi Salvatore Schifano si affida a Viceli. Si cerca il solito Panepinto, c'è l'aggancio, Panepinto in area sul destro, può calciare, ancora no, c'è il tiro, respinto da Gnassi,
pallone che arriva a Cancemi, c'era il movimento di Vaccaro, ma Valore ha provato tutto. Ancora Miceli, c'è il tocco, ma il fallo laterale per il Geraci. Il primo tentativo di Cosimo Panepinto, è arrivato anche qualche incoraggiamento dalla tribuna per il classe 83. Conclusione che però non ha infastidito De Miere. C'è stata la risposta immediata di Niassi, non c'era tanto spazio per far passare quel pallone. Catanzaro verso Panepinto, il pallone rimbalza, c'è Curaba, corre, c'è il duello contro Albanese. Curaba testa a testa, poi il Camarat guadagna calcio d'angolo. Sempre Panepinto, arrivano le torri, soprattutto Salvatore Schifano che lui di testa e gol li fa in questo tipo di situazioni. Parte Panepinto, pallone che scorre, stava arrivando Miceli, si va dietro, Curaba, alzata troppo alta, Marrone, l'aggancio praticamente accanto a lui, sceso giù il proprio avversario. Pallone messo fuori con grande fair play, qualche problemino per Salvatore Piraneo, che letteralmente non ha potuto pressare il Geraci in ripartenza. Chiaccese, Gonzales, arriva subito Panepinto ed Agostino dietro da 6D. L'anticipo di Vaccaro, prova a ripartire il Camarat, Muni, pallone per Lopez, grande scivolata di Chiaccese con fallo, secondo l'arbitro che chiede più calma al centrale del Geraci. Rimane giù invece Lopez, poi Serio va a parlare con l'arbitro. E allora punizione per il Camarat. La battuta Salvatore Piraneo, uno dei nuovi arrivi estivi del Camarat, che la scorsa stagione giocò con il Misilmer in eccellenza, cresciuto tra le altre nelle giovanili dell'Acragas. Pallone in mezzo, colpo di testa provato da Miceli, si va verso l'esterno, Panepinto a Gonzales, impressione Panepinto, tenta il sombrero, c'è Albanese, ancora Panepinto, pressato stavolta da 6D, si va dietro Cancemi, pallone perso alla fine da Lopez, riparte Gonzales, largo per Marrone, c'è il filtrante per D'Agostino contro tutta la difesa del Camarat, infatti è circondato, attaccante del Geraci, pallone verso Serio, l'anticipo, arriva Valor, alzata, pallone di Gonzales, il tiro al volo, oltre la traversa. Alla fine al tiro ci è arrivato il Geraci, il pallone stava arrivando a Serio, anticipato, poi a calciare è stato Gonzales. 2 più eventuale recupero, c'è il vantaggio della super giovane Castelbuono contro il Gioiosa. Altra gara che riguarda le squadre del girone B di promozione come questa qui, nel caso del Geraci, Camarat che gioca nel girone A ovviamente. Pallone in mezzo, Valor l'alza in piena area di rigore, la va a prendere poi Franco Villar. Serio, Valor pressato da Lopez, Saleniassi, partita
veramente di qualità dal centrocampo in su per il Geraci, qualche cosa da rivedere in difesa. Villar, Gonzalez arriva subito, Panepinto, pallone però non viene recuperato. 6D cerca l'1-2 albanese con D'Agostino, arriva Marrone, Marrone limite, supera Muni, ancora Marrone, c'è Salvatore Schifano, cross in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, la prende Serio, pallone al limite, Villar potrebbe calciare, invece no, D'Agostino lascia tutto a Gonzalez, non c'è il varco per tirare verso la porta, l'anticipo di Gonzalez, Marrone, lato corto, potrebbe crossare, Marrone messo in mezzo, respinto da Appennino, ancora Gonzalez, c'è il tiro con la punta, risponde Micheli, c'è ancora D'Agostino, alla fine Catanzaro esce un po' dai pali e la prende lui, fa finire questa azione infinita del Geraci. Ma il discorso è sempre quello, c'è una squadra che sta predominando. Scivolata di Villar, va a recuperare un altro pallone, preferisce però ricominciare da capo. Lancio lungo di Chiazzese verso Marrone, Catanzaro, 2 di recupero segnalati dall'arbitro, si giocherà fino al 47esimo in questo primo tempo. Cancemi guarda un po' chi si va a inserire, cross dall'altro lato verso Panepinto, 6D di testa, il pallone rimbalza davanti D'Agostino, lo va a recuperare 6D, scivolata tentata ma a vuoto di Piranio, ancora 6D, sale anche lui, poi finisce giù dopo il contrasto con Muni, recupera il possesso il Camarat. Cancemi arriva Serio, scivolata decisiva perché il tocco c'è stato, poi Lopez non la va a colpire di testa. Camarat che vorrebbe tanto avere un'occasione pericolosa perché la voglia di andare avanti c'è da fare i conti però con un avversario tosto. Le 2 gol non sono facili da recuperare, c'è da considerare però la gara di ritorno in casa per il Camarat settimana prossima sicuramente potrebbe essere un aiuto in più, anche perché il Camarat ha il sostegno dei propri tifosi nelle partite casalinghe al Di Marco, si crea sempre una grande atmosfera lì. Sale Muni, sale il Camarat, giù Muni, fallo, calcio di punizione. Primo tempo che si chiuderà con questa azione, con questa possibilità per la squadra di Fanara. Va il solito Piraneo, tutti quanti a raggiungere il limite dell'area per poi scattare, evitare il fuorigioco, situazione solita del calcio. Due in barriera, va Piraneo morbido verso il secondo palo a cercare Lopez, pallone troppo lungo per il classe 99 e c'è la fine del primo tempo, 2-0 per il Geraci sul Camarat, sta decidendo la doppietta di Serio, un gol dalla distanza sotto l'incrocio, bellissimo, poi il calcio di punizione diretto, Camarat sta cercando di rispondere ma le conclusioni verso lo specchio della porta faticano ad arrivare, ci ha provato Panepinto, un tiro respinto da Agnassi, poi un dominio da parte della squadra allenata da Gaetano Mirto. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Geraci Camarat, sempre qui in diretta dal Santissima Trinità. Sulle partite non
amici e amiche amanti del futsal, del calcio a 5 di Palermo. Qui oggi con Sportissimi vi presentiamo questa bellissima partita, il match tra Palermo Calcio a 5 e il futsal Marsala. Inizia adesso, il primo pallone è per la squadra ospite che la gira immediatamente. Tuzzolino col tacco, Darecca, finta di corpo, poi prova a rientrare, questa volta dice di no Bardane, poi qui il taglio perfetto a Bardane contro D'Antoni, palla al centro, Pizzo la sblocca il Marsala, 1-0 al minuto 6 di gioco. Vito Pizzo, il capitano, c'è Russo che si leva la pettorina, sarà lui il prossimo a entrare. Mineo al centro, scarlato perfetto, si inserisce con i tempi giusti, l'esultanza anche di D'Antoni e della dirigenza rosanero. Perez contro Davì, lo spinge fuori, poi l'ultimo tocco è del ragazzo rosanero. Bardan, le finte, salta Russo, poi scivolata Davì, ottimo il suo lavoro. Russo lo tiene lì, può ripartire, cerca anche Davì che attacca la porta, Davì calcia in mezzo! Darecca! Gonzia la rete lui! 2-1 negli istanti finali del match! Che palla perfetta di Davì, ma grande il lavoro di Russo! Si fa anche il quinto uomo con Pizzo, ma va bene così perché finisce la partita! 2-1, vince il Palermo Calcio a 5 che sale a quota 11 punti, batte il Marsala in questa partita straordinaria, brillante, la prestazione di tutta la squadra. La partita secondo me vige su un episodio nei primi 5 minuti, perché là se andiamo in vantaggio sulla combinazione, il portiere ha fatto un miracolo a respingere quella palla dal dischetto del rigore e lì cambia un po' l'inerzia della partita. Invece proprio è cambiata sull'azione dopo con l'autogol, ci siamo fatti l'autogol e lì è cambiata un po' l'inerzia, anche perché il Vento era un avversario in più e lì l'Accademia ha trovato coraggio dopo l'inizio non proprio dico scoppiettante. Lì ha trovato coraggio, l'Accademia ha cominciato a crederci, ha sfruttato anche queste folate, diciamo, che facilitavano e mettevano in difficoltà noi e ha trovato il 2-0, un'azione devo dire lineare, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Lì abbiamo sbagliato noi sulla marcatura, però nulla toglie ai meriti del secondo gol dell'Accademia Trapani. Squadra con cui è difficilissimo giocare per intensità, per distribuzione in campo, quindi nel secondo tempo ho operato una redistribuzione tattica, un cambio, siamo saliti di un buon 15 metri in avanti e penso che il secondo tempo sia stato di netta marca nero-verde, dove ancora il portiere, devo dire, alla fine ci ha messo la firma perché ha evitato il gol del 2-3 con una strepitosa parata, però il pareggio è salomonico per quanto visto e quindi devo fare i complimenti all'Accademia del mio fraterno amico Alberto, una squadra che è pulita, ecco, che gioca un buon calcio e che interpreta bene quelle che sono anche le idee, le distribuzioni che tatticamente arrivano giustamente dalla panchina. Quindi una buona squadra, una squadra con cui sarà sempre difficile giocare, quindi oggi è positivo, penso anche per loro, perché poi alla fine nel secondo tempo c'è stata un po' di sofferenza da parte di loro, quindi complimenti a tutti e buon campionato a tutti. Versace ci ha accusato una contrattura muscolare al vasto mediale e quindi oggi abbiamo dovuto tenerlo in panca per risparmiarlo, per non rischiarlo. Abbiamo fatto gli esami eco, abbiamo fatto tutto, proprio dal fisioterapista ha consigliato di non schierarlo quantomeno all'inizio, quindi è andato in porta giustamente Lorenzo Pollara, che lavora come tutti in maniera alacre e quindi merita anche il suo risvolto positivo. In Coppa è tutta un'altra cosa, è un altro percorso, un altro binario, un'altra sfaccettatura rispetto al campionato. Magari la prima la giochi in maniera più calcolata, no? Un attimino mentalmente, visto che c'è andata il ritorno, ecco.
È un avversario chiaramente, conoscendolo, difficile, un avversario di carattere, di verve, anche se ricordiamo è una delle ripescate del turno che furono, dove furono eliminati. Ma grande rispetto per tutti, perché il Gemini è un'ottima squadra, la conosco bene. In Coppa ci giochiamo le chance un po' come tutte, poi quello che verrà raccogliamo. L'importante è manteniamo questa, come dire, questa verve così noi serena, allegra e di squadra che comunque è sempre propedeutica a fare bene. Ecco. Mai a cercare, anche oggi, vedi, se oggi non avevamo dentro di noi quest'animo così anche un po', come dire, sbarazzino di preferire di giocare, oggi non uscivamo sicuramente con questo risultato. Una partita molto equilibrata, abbiamo fatto un tempo per parte e tutto sommato abbiamo espresso un buon calcio tutte e due squadre, è stata una bella partita, c'è un po' di rammarico, giustamente tutte le squadre vogliono vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, però siamo contenti di un buon punto in un campo abbastanza difficile. No, il girone è molto equilibrato, ancora non è uscita proprio la squadra top del campionato, però staremo a vedere. Sì, sì, è voluto, è calciato forte, dall'angolino, sì, un bel gol e sono felice sia per il gol che per il pareggio che giustamente abbiamo acciuffato un buon punto, ripeto, in un campo molto difficile con una squadra organizzata. Lato gol, cose che capitano, niente da dire perché poi il capitano ha fatto un'ottima gara come al solito e niente, poi nei spogliatori ci siamo guardati in faccia e il partinico c'è. E ci crediamo fino alla fine, vogliamo fare un buon campionato.
Secondo tempo di Geraci Camarat, è l'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana, 2-0 dopo i primi 45, doppietta di Serio al sesto minuto, al 25esimo, due gol bellissimi, il primo dalla distanza sotto l'incrocio, poi un calcio di punizione dei suoi. Adesso il Camarat cerca di rispondere, Vaccaro allarga tutto dalle parti di Cancemi, cross in mezzo a cercare Curaba, tanti rimpalli con Seidi, non c'è calcio di rigore. Il Camarat voleva un colpo con il braccio, Camarat che ha cercato di rispondere ma Pane Pinto si è trovato davanti Niassi nella sua ribattuta al tiro. Facciamo un recap delle due formazioni, entrambe con il 3-5-2, Geraci con Demiere in porta, Seidi, Niassi e Chiazzese in difesa, Albanese, Gonzales, Villar, Serio e Valor a centrocampo. Davanti c'è la coppia formata da Marrone e D'Agostino. Il Camarat risponde con Catanzaro tra i pali, iniziali Salvatore Schifano e Pennino in difesa. A centrocampo ci sono Cancemi, Muni, Piraneo, Curaba e Pane Pinto. In attacco Vaccaro e Lopez. Tutto ok per la vittima di questo contrasto, Pietro Curaba, con il pallone restituito a Mirko Demiere. Geraci che ha controllato per, possiamo dire, il 95% del primo tempo, con diverse conclusioni dalla distanza. Ci hanno provato anche Gonzales e D'Agostino, un po' forse sottotono Marrone, il bomber della squadra di Mirto, mentre le giocate di Serio con la solita qualità non mancano mai, che oggi ha segnato i primi 2 gol in Coppa. Le precedenti sfide era rimasto a secco, praticamente segnò soltanto in campionato, ha superato la doppia cifra, con la doppietta di oggi è salito a 11. Pallone largo per Albanese, il passaggio per D'Agostino, scambio 1-2 molto complicato, il pallone rimane in campo, alla fine la mette Cancemi in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina dunque per il Geraci. Si stanno giocando ovviamente anche gli altri ottavi di finale, per esempio c'è il Partinico Audace in vantaggio 1-0 sul Gemini, vantaggio anche della Super Giovane Castelbuono contro il Gioiosa, dopodiché tutti gli scontri sullo 0-0. Si sta giocando Atletico 1994 RSC Riposto, anche la sfida tra Vittoria e Vizzini, oltre a quella tra Fulgatore e San Vitolo Capo. Ieri il 3-0 del Motta sul Priolo Gargallo. Infine alle 11 di questa mattina si è giocata Promende Messana, finita 2-1. Si dovrebbe battere il calcio d'angolo, soltanto che ci sono delle discussioni all'interno dell'area di rigore con Salvatore Schifano che poi va a pressare Gnassi. Va Serio, pallone in mezzo, colpo di testa a levar via di Piraneo per un altro calcio d'angolo. Sì, con Serio che praticamente va a cambiare lato. Come al solito tanto entusiasmo qui al Santissima Trinità, poi se i gol sono di una certa qualità da parte di Gioacchino Serio, tanto amato da queste parti. Nel frattempo Gonzales scivola, cade giù, cerca un fallo, parte Serio dalla bandierina, c'è il colpo di testa mancato però da parte di Gonzales. Geraci comunque rimessa laterale per lui, a parte continua ad attaccare. Marrone prova a sbloccarsi, passaggio per D'Agostino, lascia Gonzales, poi il tiro dalla distanza di Villar, raso terra per Catanzaro. Colpo di testa all'indietro di Villar, la rimessa per il Camarat che guadagna tanti metri in maniera abbastanza rapida. Pallone a cercare Lopez, c'è il calcio d'angolo, una squadra proveniente
dalla provincia di Agrigento, da Cammarata. Tentativo di cross, non c'è. Il tiro verso l'interno dell'area arriva tutto, c'è Marrone in possesso di palla. Gonzales si cerca D'Agostino, largo, il pallone passa, Comunica non la prende, D'Agostino si inserisce, Marrone in mezzo, Salvatore Schifano, decisivo, e poi Muni in rimessa laterale. Stava arrivando quel pallone pericolosissimo. Intervento decisivo di Salvatore Schifano. Geraci che ha iniziato la ripresa con lo stesso piglio del primo tempo. Serio, spallata, scambio con Valor, si ritorna dietro da Chiazzese, forse il peggiore del Geraci, anche se peggiore è una parola grossa, dato il 2-0, un paio di sbavature in difesa, un liscio per lui, così come per Saidi. Salvatore Schifano ancora a spazzare, Niassi, c'è l'arrivo di Cosimo Panepinto, ancora Chiazzese dietro. Gonzales, pallone abbastanza anonimo, lo va a recuperare Pennino, gira tutto nella speranza di trovare Salvatore Vaccaro. Nulla da fare per la squadra di Fanara. Nel frattempo ha iniziato a scaldarsi la panchina del Geraci. Oggi per Mirto indisponibili soltanto Lo Cicero e Velardi, questa è una grande assenza, dato che lui rappresenta assieme a Marrone e Serio il tridente perfetto praticamente del girone B di promozione siciliana. Il Camarat invece ancora seduto, c'è soltanto Candela a riscaldarsi a bordo campo, perché nel corso dell'intervallo ha provato un paio di giocate assieme ai compagni. Punizione per il Camarat, prova ad avanzare Alessio Cancemi, prova ad allungarsela in maniera morbida, vince il rimpallo contro Serio, poi trova la nuca di Villar, arriva Muni, ancora Cancemi, recupera Serio, scatta intanto Valor in fascia, pallone alla fine passato a Marrone, si muove tanto D'Agostino, c'è il duello con Miceli, D'Agostino mette dentro il tocco di Miceli in calcio d'angolo. Altro tiro dalla bandierina per il Geraci da quelle parti. Sempre Serio. Pallone in mezzo, si cerca Chiazzese. Tanto era caduto Gonzales, protegge alla fine Piranio sull'arrivo di Chiazzese, voleva recuperare il pallone. Si riparte da Catanzaro. Sale Pennino, recupera però il pallone il Geraci, D'Agostino, non c'era stato il possesso di Piranio, ancora D'Agostino, è fondamentale Miceli, D'Agostino però commette fallo in attacco, l'attaccante del Geraci era letteralmente in mezzo alle maglie bianco-azzurre. Muni in controtempo e ancora Gonzales, pallone di D'Agostino, largo Marrone, c'è Pennino, altro fallo in attacco però, stavolta di Mirko Marrone. Sembra essere un po' arrabbiato con se stesso, tanta voglia di riscatto dopo un primo tempo non dei migliori. Panepinto sbaglia anche lui, Saidi, Gonzales
allarga Serio dalle parti di Valor, prova ad allungarsela, deve fare i conti con Cancemi e poi Miceli. Non è lunghissimo, Chiazzese un po' in difficoltà, è riuscito comunque ad anticipare Vaccaro, che in realtà è stato colpito in faccia dallo stesso Chiazzese. Camarate che si prende questa rimessa laterale. Nel frattempo era caduto qualcosa all'arbitro, raccolto personalmente da un dirigente del Geraci. Si continua a guadagnare metri vicino alla bandierina. Cancemi alla rimessa lunga, arriva Vaccaro, Cancemi effettua la rimessa lunga verso Lopez, doppio rimpallo assieme a Valor, l'ultimo tocco da parte dell'argentino Del Camarat. Si va con il rilancio di Demiere. Pallone troppo lungo per D'Agostino, alla fine la passa a Gonzales. Adesso Villar gira tutto, Curaba contro Albanese, la mette giù Curaba, arriva Gonzales in pressione, Curaba mani in faccia da parte di Gonzales, non c'è fallo, limite D'Agostino, Marrone davanti al portiere, passaggio in mezzo, c'è fuori gioco di Marrone. Intanto Curaba prova a parlare con l'assistente dell'arbitro perché voleva sicuramente qualcosa dopo la presunta manata di Gonzales. Poi l'arbitro fa ricominciare l'azione perché appunto c'è stata questa distrazione con Curaba che voleva giustizia, quantomeno capire la scelta della terna. Munì, pallone passa, ma verso Demiere. Saidi sbaglia il passaggio, c'è Pennino, recupera Marrone largo verso Albanese, l'aggancio contro Curaba, non lo evita del tutto, ancora Curaba spallata, Albanese cerca il tunnel, il recupero di Curaba che riparte, Curaba in mezzo a due, la va a prendere, alla fine Lopez, il fallo su Curaba, c'è il cartellino giallo per Villar. A questo punto Curaba si prende un po' quello che non ha conquistato poco fa contro Gonzales. Ammonito Franco Villar. Calcio di punizione dunque con la battuta affidata a Pennino. C'è il primo cambio della partita e per il Camarat esce Lopez, entra al suo posto Candela che aveva intensificato il riscaldamento, adesso è pronto per entrare. Dunque fuori Ignacio Lopez, dentro Candela, lui che in realtà è un difensore, mossa un po' conservativa da parte di Fanara, verso Panepinto che a questo punto potrebbe comporre il tandem d'attacco con Vaccaro. Sbaglia il passaggio Villar, c'è Cancemi, anticipo di Vaccaro per recuperare tutto. Cancemi sale un po', sempre Villar accanto a lui, si prende la rimessa.
Pallone in mezzo, colpo di testa provato da Piranio, tentativo di rovesciata di Vaccaro, nuovo cross, sempre Vaccaro, c'è il tiro provato, molto difficile perché Villar era attaccatissimo. Pallone in mezzo, secondo palo, De Miere, c'era Pane Pinto che si era mosso. Lancio lunghissimo, salvatore di Schifano di testa. Gonzales recupera Curaba, sempre il duello tra i due che si rinnova, poi si ferma il gioco, il pallone che è uscito, portato fuori dalla classe 97. Con calma il Geraci, Chiazzese, De Miere, pallone per D'Agostino, gira tutto, che pallone verso Albanese, cerca di proteggere Pennino, non ce la fa, intervento da dietro, si gioca serio da fuori sulla schiena di Miceli, azione che è continuata per la norma del vantaggio. Fallo c'era, sì, infatti l'arbitro ha fatto gesto di proseguire, ancora serio. D'Agostino evita Piranio, pallone per Marrone, limite, calcia Marrone, pallone che esce di pochissimo, ha sfiorato il palo, l'occasione per Mirko Marrone, la prima della sua partita. Chiamato tanto al gol l'ex Cus Palermo, 12 gol in stagione, non ha segnato contro la Castelluccese nell'ultima gara di campionato, vuole sicuramente segnare oggi. Pane Pinto, il pallone verso Piranio, perso, si va di nuovo da Miceli, intervento da dietro di Marrone, recupera il Geraci quasi in contropiede, in 3 a salire, pallone largo ancora Marrone, sempre col sinistro, Marrone, c'è il recupero di Miceli, deve ringraziare tanto Cancemi. Giù Gonzales, si continua, Pane Pinto, c'è un po' di spazio, evita D'Agostino, sale ancora, Cosimo Pane Pinto, campo aperto per lui, pallone largo, c'è la finta da parte del nuovo entrato Candela, Chiazzese, in fallo laterale. Vaccaro lascia tutto al cross in fascia, pallone che passa, stava andando a calciare Pane Pinto, la posizione era abbastanza favorevole. Salvatore Schifano, tornato lui a Cammarata dopo la parentesi di 3 anni con il Gemini, il suo pallone però impreciso. Cambio, il primo del Geraci, si va adesso, esce D'Agostino, un paio di tentativi, prova alla fine sufficiente per corsa e sacrificio. C'è l'ingresso da parte di Aversa, anche questa una mossa conservativa, dato che lui è un difensore che opera nella stessa corsia di D'Agostino, quella di sinistra. Che tacco qui di Albanese, però alla fine inutile. Pane Pinto cerca di muoversi ancora il capitano del Camarat. Miceli guarda sempre profondo, sempre verso Pane Pinto,
ostacolato da Albanese, poi Niassi. Villar scambia con Serio sullo stretto, ancora Serio largo, tutto verso la corsa di Aversa, lo mantiene in campo, no, il pallone è uscito. Camarat che non ha smesso di provarci, però la situazione è sempre la stessa, a parte il risultato, ma proprio per i tiri che arrivano verso lo specchio della porta difesa da Demiere. Scatta Candela, adesso Marrone, il passaggio verso Serio, arriva Salvatore Schifano, colpo di testa di Chiazzese, non c'è un vero e proprio proprietario del pallone, poi Gonzales gira dietro, scambia con Niassi, lancio lungo, alla fine che si perde sul fondo. Pennino, stavolta si va da Muni, Chiazzese di testa verso Marrone, aspetta fino alla fine l'intervento di Salvatore Schifano, regolare secondo l'arbitro. Sale Miceli, Piraneo, Curava, nuovamente a scambiare con Piraneo. Curava verso l'interno, vuole il passaggio di Vaccaro che c'è. Pane Pinto a sfidare Albanese, scontro generazionale, cross in mezzo, Chiazzese rischia tantissimo Niassi, il pallone rimane incustodito nell'area piccola, c'era Vaccaro. Insiste però il Camarat, si abbassa il Geraci, cross lungo verso Candela che si trova in fuorigioco. Candela quasi un attaccante aggiunto perché è molto presente in fase offensiva, deve risolvere un po' questo problema con il fuorigioco però. Nel frattempo la panchina del Camarat lamenta la concessione della rimessa. Si muove Serio nel ricevere, si va invece da Aversa, anche lui stesso discorso di Candela, che è più un difensore, ha preso il posto di fatto di D'Agostino. Si è alzato anche un po' di freschetto qui al Geraci Siculo. Ancora il pallone verso Aversa, sul fondo però. Salvatore Schifano, largo da Candela, si accentra, scambio con Vaccaro, scivolata importante di Villar, evita Piraneo, pallone per Serio, si trova davanti però la presenza di Cancemi. Ottimo valor qui, scivolata di Muni a vuoto, si continua per il vantaggio ancora una volta. Marrone col sinistro sull'esterno della rete, è rimasto a terra però Pablo Valor.
Nuovo cambio pronti intanto per il Camarat. Attenzione perché questo è il momento di Federico classe 2007. Sembra esserci un doppio cambio. Esce Muni. Entra Federico al suo posto. Esce anche Piraneo. Entra Muratore. Dentro dunque Marco Federico, classe 2007, che già il campionato ha avuto diversa esperienza sia da titolare che dalla panchina. Dentro anche Giovanni Muratore, che di solito è un titolare. Lui doveva partire in realtà titolare oggi al posto di Curaba. Alla fine Fanara ha preferito il classe 97, sempre all'interno del campo. Intervento falloso qui. C'è il calcio di punizione per il Geraci. Chiazzese, battuta lunghissima verso la fascia. Valor protegge. Si ritorna ancora dietro, mamma mia, Franco Villar. Sì, verso la fascia, un Chiazzese che non si capisce con il compagno. Allora Candela alla battuta della rimessa laterale. Muratore si guarda intorno, poi allarga da Appennino. Curaba, cross in mezzo, secondo palo, esce Deniere. Grandissimo gol, è ancora viva, calcia da fuori, così Cansemi Gnassi a staccare lui di testa invece che prenderla Deniere. Chance Camarat, non un vero e proprio tiro, ma stavolta Deniere si è dovuto impegnare. Ancora Cansemi, il pallone di Candela, largo, nuovo cross a cercare Vaccaro, sempre Gnassi. Si ritorna dietro, ma c'è il fallo. Commesso. Dunque calcio di punizione. Manca poco più di un quarto d'ora alla fine della partita. Geraci che mantiene il vantaggio. Camarat che fatica ancora a trovare occasioni. Candela prova la giocata. Il Camarat ancora che vorrebbe la rimessa laterale. Candela è andato a parlare con l'assistente, si prende il cartellino giallo. Attenzione però, perché le proteste continuano. Rischia tanto Candela. Poi arriva Muratore e lo allontana dall'arbitro. Potrebbe essere un colpo veramente pesante, eventuale espulsione per il Camarat, anche in ottica della gara di ritorno. Gonzales, anticipo di Curaba,
pallone verso Vaccaro, Messi davanti a lui, mette fuori. Nel frattempo è 1-1 tra Fulgatore e San Vitolo Capo. Pane Pinto, disturbato da Gonzales, se ne va in fascia, evita Albanese. Pane Pinto prova a disturbarlo, Saidi ce la fa. Pennino lascia Muratore, nuovo cross, pallone che scorre, mette fuori Valor svirgolando, salvando l'area di rigore. Ancora Pennino, scambia con Muratore. Muratore, l'attacco di Serio, sempre Muratore, si continua a calcio, nessun problema per Deviere. Serio è rimasto incredulo per la presunta trattenuta di Muratore. Alla fine il giocatore del Camarat è andato al tiro. Ancora Giovanni Muratore, scambia con Federico, recupera Gonzales, mezzo a due per Serio, ancora avanti per il vantaggio, si va larghi da Marrone davanti a Lumiceli. Marrone cerca una soluzione, chiede palla a Serio, ma è troppo lontano. Ancora Marrone si gira contro la pressione di Federico, se ne va ancora avanti Marrone, cross dentro, il colpo di testa, Catanzaro super, riflesso su Serio. Ottima parata questa qui di Giuseppe Catanzaro, liscio di Saidi, va avanti il Camarat, Curaba, c'è largo Pane Pinto, Curaba va verso l'interno, c'è spazio per calciare, Curaba altissimo però. Stanno arrivando sì i primi tiri del Camarat, ma c'è sempre tanta difficoltà per questa squadra oggi. Una squadra che in trasferta vorrebbe risollevarsi 1-1 in casa della Balcamo dopo le vittorie nella stessa coppa che sono arrivate. La battuta della punizione, ci pensa Vigliarme, il pallone rimane lì, Federico da fuori, in realtà traversone Pane Pinto che con la finta a mantenerla in campo. Pane Pinto sempre carico, cross sulla testa di Albanese, insiste Pane Pinto, se ne va contro Saidi, ecco l'altro cross per Deviere. L'esperienza di Cosimo Pane Pinto, che difficilmente si sta esaurendo oggi. Nel frattempo vantaggio esterno del San Vitolo Capo, casa del Fulgatore, 2-1. Salvatore Schifano, giocata, anticipo su Marrone, tanta freddezza. Federico, la classe 2007, perde palla però Gonzales conquista il calcio di punizione.
punizione Geraci è uguale a calcia serio. Mamma mia, è andato vicino. Anche se il pallone esce, riesce Serio a dare quei brividi del pallone che si va a insaccare verso il secondo palo. Muratore, lancio lungo, un po' di testa di 6D. Vaccaro dietro per Pennino. Pane Pinto per Federico che si affida a Salvatore Schifano. Addirittura esce dalla propria area di rigore Catanzaro, il portiere. Lancio lungo di Miceli per l'altro portiere, Mirko De Miele. Serio, stava riuscendo un aggancio quasi impossibile. Muratore, spallata di Cancemi, fallo su Vaccaro. Nel frattempo vi diamo i finali delle gare iniziate alle 14:30, 0-0 tra Atletico 1994 ed RSC Riposto, 0-0 anche tra Vittoria e Vizzini. Hanno vinto invece Parti di Codace e Super Giovane Castelbuono rispettivamente contro Gemini e Gioiosa. Pane Pinto, pallone in mezzo, colpo di testa di Vaccaro, allontana 6D. Comunque si stanno giocando soltanto questa partita. Gemini Camarat e Fulgatore San Vito nel capo. Occhio perché c'è la presa di Catanzaro fuori la propria area di rigore, cartellino giallo per il portiere del Camarat. Catanzaro dice l'ho presa a filo della linea, non è stato così. Secondo la terna, calcio di punizione, ha rischiato grossissimo il portiere del Camarat. Poi Catanzaro va a parlare anche con Marrone dell'accaduto. Altro calcio di punizione, altra battuta per Serio. Serio oltre la traversa. Mette fuori Albanese, partita non proprio chiusa. Ci siamo quasi, soltanto che il Camarat dovrebbe quantomeno segnare un gol per darsi una carica maggiore in vista del match di ritorno. Si accendono intanto le luci alla Santissima Trinità. Cross di Cancemi verso la testa di Vaccaro, c'è quella di Ignasi, aggancio di Pane Pinto, si gira, altro cross verso Vaccaro, il palo che viene! E Vaccaro reclama il gol. Secondo lui il pallone ha varcato la linea, in realtà non è stato così. Palo di Vaccaro, Camarat vicinissimo ad accorciare le distanze con il colpo di testa di Salvatore Vaccaro. Eccola qui l'occasione per il Camarat, la prima importante
nella squadra di Fanara. Albanese dietro per Saidi, passaggio impreciso, il Geraci se la cava, Serio recupera lui, tenta l'attacco Federico ma c'è la finta di Serio sbaglia tutto questa volta. Sale il Camerata, sale Pennino, Muratore aveva toccato Gonzales, poi arriva Serio, duello tra 10, Villar largo verso Albanese, sale Albanese, gli sta addosso Pennino, trattenuto da dietro, non c'è nulla, secondo l'arbitro non c'è il calcio di rigore per il Geraci, tante proteste alla Santissima Trinità. Rimane giù il terzino della Geraci, Giovanni Albanese. Portiere, tu devi stare il Camerat devi stare zitto! il sospiro di sollievo molto importante. Arbitro ferma tutto. Ci sono da Portiere, sei di buono, devi stare qua! sistemare un po' le situazioni di Albanese che è rimasto giù. Viene chiesto l'intervento da parte della panchina. Spray per Albanese. Si rialza Albanese. Giù Federico, si continua, avanza Candela contro Gonzales, la lascia lì, poi il fallo di Gonzales. Calcio di punizione per il Camerat, vicinissimi al 90°. È pronto ad entrare intanto Konate nel Geraci. Si va col cambio? Ancora no. E invece sì, esce Marrone. Dentro Sheikh Yusuf Konate. Ha fatto il secondo cambio del Geraci. Il Camerat ne ha spesi 3. La battuta in mezzo, cerca il colpo di testa Salvatore Schifano, c'è però fuori gioco.
ormai il tempo di recupero. Pallone perso serio inizialmente, subisce fallo. Il Camarat si prende il calcio di punizione. Miceli, il lancio lungo in mezzo, De Miere. Va tanto quel pallone pare pinto. È finita! Serio di testa verso Konate, controllo forse dubbio, poi intervento decisivo di Pennino in calcio d'angolo. Veramente molto bene il difensore del Camarat qui. Stiamo andando alla conclusione, appena entrato Konate. Vai Giacchino! Tanti applausi per Serio che esce. Entra Murò al suo posto. Vai Giovanni! Giovanni! Calcio d'angolo per il Geraci. Ecco la battuta, pallone in mezzo, stacca via Miceli, poi il tentativo di Albanese oltre la traversa, pericolosissimo. È finita! Ci prova sempre il Camarat. Tempo che però scade sempre di più. Hai capito? Ci avversa dietro Miceli per Catanzaro. La gestione di Villar. Curaba a cambiare tutto, colpo di testa di Valor. Poi Cancemi finisce nella panchina del Geraci. Nessun calcio di punizione per la squadra di Fanara. Si aspetta ormai il triplice fischio di questa partita. Rischia tanto per il Camarat, quasi a farsi male da solo, quasi a far diventare 3 i gol subiti, quelli da recuperare al ritorno del Di Marco. Villar arriva però Muratore, ottimo il recupero, avanza Muratore verso il centro, si pensa Gonzalez. Insegue il pallone con Ate, la porta è vuota. Salvatore Schifano da Catanzaro. È finita! Bravo! Ormai al 95esimo tutti i tifosi ad aspettare il triplice fischio dell'arbitro. Questo 2-0 che si sta calcificando sempre di più. Continua a giocare per il Camarat. Avanza Candela, Piazzese nella zona dei pannelli fotovoltaici degli spogliatoi. Tacco di Federico.
Tanto per finire questa partita finisce così 2-0 Geraci. Sul Camerate decide la doppietta di Serio e l'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione e del Geraci con un gol dalla distanza con una rete direttamente sul calcio di punizione. Un successo che conferma la legge del Santissima Trinità con solo vittorie e tanti gol fatti per la squadra allenata da Mirto. Giustamente i tifosi del Geraci chiamano la squadra sotto la tribuna. Successo che va a continuare una striscia veramente positiva. Sentiamo un po'. Musica, entusiasmo, felicità a Geraci Sicolo per l'ennesima vittoria di questo Geraci inarrestabile anche in Coppa. La doppietta di Serio, si va a prendere gli applausi della sua gente. Geraci che così conquista un'altra vittoria, la terza di fila dopo quella contro la Castelluccese, sia in Coppa sia in campionato, oltre a quella contro il San Fratello. 12° risultato utile di fila. Tanto grande fair play, anche ironia, sorrisi comunque tra Serio e Catanzaro, il portiere del Camerate. Una sconfitta che arriva dopo tanto tempo, infatti l'ultima quella in trasferta contro il Gemini 2-1 al primo turno d'andata di questa Coppa Promozione Sicilia. Era il 28 agosto, più di 2 mesi fa, si giocò comunque al Di Marco, non si giocava in casa del Gemini. È tutto praticamente dalla Santissima Trinità. C'è il finale anche da Fulgatore con la vittoria del San Vitolo Capo sul Fulgatore in trasferta per 2-1. La rimonta firmata Spadaro e Guaiana. Un saluto da Salvo Geraci, alla prossima!